Buongiorno a tutti, siamo in Casa Fortunato in provincia di Venezia. Abbiamo installato un impianto da circa 3 kW sul tetto della loro abitazione. Siamo tornati da Mirko e famiglia per sapere un po' quali sono le loro impressioni sul tipo di lavoro che è stato fatto. Ciao Mirko. Ciao a tutti. Allora Mirko, volevamo sapere che risultati ci sono stati per quanto riguarda le bollette di casa. Sono soddisfatto perché mi ricordo che l'ultima bolletta della luce, prima di installare l'impianto fotovoltaico, era di 110-115 euro circa. Adesso l'ultima che mi è arrivata è di 50 euro. Con più ho visto che ho consumato 300 metri cubi meno di gas in un anno, Quindi stai usando anche, diciamo, usando la l'energia in pompa. maniera diversa sostanzialmente. Sì, uso molto la pompa di calore durante il giorno e quindi non si accendono i termi. Bene, quindi oltre a un impatto sulla bolletta elettrica abbiamo avuto un sensibile abbassamento di quella che è la bolletta del gas. È più che un sensibile abbassamento. E ecco, un'altra cosa ti volevo chiedere per quanto riguarda il consulente Cristiano, come ti sei trovato? Ti segue? Ti sta vicino? Sì, mi sono trovato sempre bene. E ogni volta che ho avuto qualche problema che ti ho chiamato hai sempre risposto, sei sempre stato tempestivo e anche la ditta stessa, quindi sono contento e soddisfatto. Bene, Mirko, noi ti ringraziamo e come sempre, se hai bisogno, siamo qui. Grazie e arrivederci. Sunshine, sunshine, every day.